essendo una dipendente, speriamo che il direttore generale prenda provvedimenti intendiamo il licenziamento in tronco di questa dipendente. Non va per il sottile il segretario provinciale della Federazione Italiana Medici Pediatri Giovanni Battaglini. Il caso della dipendente dell'azienda sanitaria trevigiana, rimossa perché sorpresa a non eseguire il suo lavoro, quello di vaccinare i bambini, getta ulteriore benzina sul fuoco di un dibattito già spinoso, quello tra chi afferma la necessità di vaccinare i più piccoli e chi è fermamente contrario. L'Ordine dei Medici invoca massima severità. Noi denunciamo come Federazione Italiana Medici Pediatri tutti coloro che, medici o non, remano contro le vaccinazioni, tra l'altro in un periodo in cui i movimenti Novax sono in auge. Vedi anche la notizia della puntata di Report del lunedì scorso. Perciò dobbiamo essere una massima severità nel difendere le vaccinazioni, perché c'è una verità scientificamente dimostrata e una non verità, cioè bufale che continuamente, o opinioni personali, anche di personaggi importanti, ma sono sempre opinioni personali e non confermate scientificamente. La salute dei bambini, ben 500, quelli che saranno richiamati dall'ULSS 2, è stata messa a repentaglio. Hanno rischiato grosso, tra l'altro non dimentichiamoci che in Italia solo quest'anno stiamo avendo 1300 casi di morbillo. In effetti è notizia che gli Stati Uniti consigliano ai loro turisti, se si recano in Italia, di considerare la vaccinazione antimorbillo proprio per questo rischio, che dobbiamo ringraziare gli antivaccinatori se grazie a loro cominciamo ad avere qualche piccola epidemia di morbillo. Comprensibile il disorientamento di fronte al quale si troveranno le famiglie chiamate nuovamente a vaccinare i loro piccoli contro parotite, rosolia, morbillo e varicella. Probabilmente potrebbero essere fatti a campionamento dei prelievi ematici per vedere se effettivamente questi bambini non sono stati vaccinati, cioè si va a vedere il tasso anticorpale nei principali vaccini, ma nell'eventualità, anche se venissero rivaccinati con 1 o 2 dosi in più, di norma non ci sono grossi problemi da un punto di vista medico.